ANAP c'è, più sicuri insieme, è il titolo che l'ANAP del Veneto ha dato al suo convegno annuale e si parla ancora di sicurezza perché è un tema che tocca molto i soci dell'ANAP che in un questionario fatto dall'organizzazione hanno riconosciuto questo aspetto tra i più critici per le persone anziane, soprattutto per quelle che sono sole, soprattutto per quelle che hanno subito o rischiano di subire un furto, una rapina o una truffa, che si isolano e si sentono abbandonati e rischiano di andare anche in depressione. Quindi l'ANAP sta lavorando per avvicinare queste persone e aiutarle. In particolare ha consegnato ai presenti a questa iniziativa un manuale che si chiama Sbagliare umano, truffare è diabolico, dove ci sono contenuti tutti dei suggerimenti su come comportarsi, cosa fare in caso di truffe, raggiri oppure anche pressioni psicologiche di persone che approfittano delle persone anziane che sono, si sa, le più indifese. Siamo con Fiorenzo Pastro, presidente dell'ANAP regionale Veneto. Convegno annuale, tema la sicurezza per gli anziani, è un tema che ormai da Confragenato Nazionale, con tutti i programmi fatti anche col Ministero dell'Interno, declinati in maniera molto particolare in Veneto, con tutta una serie di spettacoli con Moreno Morello che hanno avuto un grande successo in tutte le province del Veneto, adesso parliamo ancora di questo, una pubblicazione per aiutare gli anziani a affrontare questo pericolo. Allora, diciamo che abbiamo speso fiumi di inchiostro per poter parlare della prevenzione per quanto riguarda il discorso della sicurezza. No? Questa volta il tema l'abbiamo preso da un'altra sfaccettatura del dopo, perché vi faccio degli esempi pratici. Ci sono degli anziani o delle anziane, soprattutto le persone sole, che quando subiscono dei furti, delle rapine, delle truffe, molto spesso ansia, paura, depressione, non riescono più a vivere in casa da sole, magari siccome molto spesso sono soli, perché oggi come oggi la popolazione anziana è sempre più sola, hanno i figli che vivono distanti, non hanno l'aiuto psicologico dei familiari. Magari vanno dal medico e si fanno dare la pastiglia, ma la miglior pastiglia è sempre quella di stare insieme magari col proprio marito o col proprio figlio che ti aiuta, che ti fa coraggio. No? Diciamo che il tema lo affrontiamo dal punto di vista psicologico, ecco che abbiamo messo in moto, abbiamo fatto uno studio che appunto tu hai citato prima, quelli che sono appunto le paure, le ansie degli anziani, il risultato è che la paura più grande è quella della sicurezza. Noi siamo impegnati, tant'è vero che parecchi anni che noi facciamo il tema della sicurezza, che appunto in collaborazione con le forze armate, e soprattutto è stato anche l'incontro che abbiamo avuto per dare il via alla campagna della sicurezza col ministro Minniti, che ci ha dato grande soddisfazione, perché lui ha detto che è importantissimo il rapporto con i corpi intermedi e la polizia, perché il collegamento che si può fare è importantissimo. No? Questo ci dà, diciamo, si sprona a poter continuare, anche perché i risultati in Veneto, non è che abbiamo la presunzione che i risultati siano per merito solo nostro, perché il merito di tutti, però più se ne parla, la persona più avvisata, mezza salvata si usa dire, no? Più se ne parla e più la gente sta attenta. Tant'è vero che i reati in Veneto rispetto all'Italia sono diminuiti del 12%. Questo è un ottimo dato. C'è un dato che ci preoccupa, che è quello che molti non vanno a denunciare, che si dice 8 su 10 è grave. Ecco che addirittura l'ANAP adesso ha fatto un'assicurazione che si chiama filo diretto, dove che i soci, in caso di furto, rapina, con delle regole ben precise, in casa oppure sul luogo dove si vive abitualmente, è una polizza che se tu fai la denuncia entro 24 ore riceverai 500 euro. Questa polizza qua è secondo me un'azione sindacale, perché così uno si può spronare, perché normalmente non vanno a denunciare perché? Perché dicono tanto domani il delinquente se lo beccano non lo trovano, o se lo trovano è già fuori. Allora in questa maniera, sapendo che possono avere il nostro aiuto, di avere questi 500 euro, li incitiamo a denunciare, perché più si denuncia e più si conoscono i problemi e più la polizia ti può aiutare. Questo qua per noi sembra che sia un fiore all'occhiello importante per i soci ANAP, e questa polizza è sempre gratuita all'interno della tessera, non c'è nessun prezzo ulteriore da pagare.
L'ANAP quindi si candida un po' a fare il sostituto della famiglia, nel senso che siete molto radicati sul territorio, ci sono gruppi in tutti i mandamenti del Veneto e quindi diciamo che un anziano può rivolgersi tranquillamente per avere aiuto. Certo, perché guarda che è una brutta bestia la solitudine. Io vedo incontri che faccio continuamente nel mio mandamento in provincia di Treviso, ma gli anziani quando li fai stare insieme socializzano, si scambiano anche le paure, le ansie e anche le esperienze, no? Soprattutto di chi subisce, poi spiega all'altro, si insegna, si fanno coraggio. Secondo me, appunto ripeto, la solitudine, anche perché oggi adesso la popolazione aumenta sempre di più per quanto riguarda gli ultra 65 anni. Ne abbiamo 1,3 milioni circa in Veneto, di cui mi pare 130.000 soli. Quelli è la parte più vulnerabile, perché la persona sola è molto più vulnerabile. Ecco che l'associazione ha anche il compito di far stare insieme gli anziani, socializzare. Noi per esempio facciamo dei corsi che sono corsi per recuperare la memoria, i corsi di inglese, i corsi di mosaico, ma quelli sono pretesti per far stare insieme la gente e questi anziani vengono volentieri perché stare a casa a guardare la televisione non è che sia una gran bella cosa e vedo che funziona perché abbiamo anche questo compito, nei limiti naturalmente che possiamo fare, perché non è che possiamo essere a casa di ognuno, ma vedo che viene molto apprezzato dagli anziani, dai nostri soci anziani. Siamo con Giampaolo Palazzi, presidente ANAP nazionale, terza edizione della campagna nazionale di Confartigianato ANAP per la sicurezza fatta col Ministero dell'Interno, tante iniziative sul territorio. La Confartigianato del Veneto e ANAP del Veneto hanno fatto un grande impegno quest'anno, lo spettacolo di Morello, adesso questa pubblicazione e il convegno annuale dedicato alla sicurezza. E questo convegno che ricalca sicuramente il dopo essere truffato, come saltarci fuori, perché fino adesso veramente a livello nazionale ci siamo occupati di come prevenire, di cercare almeno di informare i nostri associati, non solo i nostri, di cosa fare, di quello da non fare per non andare in pasto a questa brutta gente. Ecco. Quindi sicuramente la nostra parte l'abbiamo fatta, il Ministro Minniti qualche cosa di buono l'ha fatto, dobbiamo riconoscerlo, rispetto ai due ministri precedenti, al Ministro precedente che insomma ha lasciato un attimo desiderare. Si dice anche che grazie a questa campagna in Veneto che è stata molto capillare, poi Morello che è andato in tutte le città, grazie anche alla Regione Veneto che assieme a Confartigianato hanno fatto questa convenzione, si dice, poi i numeri sono sempre ballerini, si dice che però le denunce sono su un 7-8% calate nella Regione Veneto, quindi questo fa sicuramente crescere il Veneto per quanto riguarda il fatto di fare le cose e di questo io mi compiaccio. Poi che sia vero, un qualche dubbio ce l'ho anch'io, perché la mia preoccupazione, quello che dico in tanti convegni quali partecipo proprio sul discorso della sicurezza, è venuta meno il discorso della fiducia nelle istituzioni. Sappiamo benissimo che la certezza della pena è un'utopia, è inutile sgolarsi perché alla fine succede sempre che il ladro torna a casa prima dei poliziotti che vanno a denunciare in preturo, in tribunale quello che hanno preso, quindi anche questo grida sicuramente allo scandalo, però ad un certo momento il fatto stesso che i numeri siano meno un 7-8% e poi che sia vero o non è vero, intanto prendiamone atto, vuol dire che la nostra campagna, la nostra iniziativa iniziata 3 anni fa incomincia a dare qualche frutto. Io invito tutti quelli che mi potranno ascoltare, ma nei mesi scorsi e nei mesi prossimi al quale parteciperò a questa iniziativa, porterò ad esempio il Veneto, perché se il Veneto facendo quello che ha fatto è riuscito a quantomeno a far percepire alla gente, ma soprattutto ai nostri associati, che qualcosa sta cambiando, vuol dire che il risultato lo stiamo ottenendo.